Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. L'Ismet di Palermo ha quasi azzerato le liste di attesa per gli interventi chirurgici sui piccoli pazienti. Questo è l'ottimo risultato annunciato da Renato Schifani dopo il protocollo firmato dallo stesso istituto e l'ospedale di Cristina. Questa è la buona sanità che vogliamo in Sicilia, il commento del Presidente della Regione. Da oggi è operativo a Palazzo d'Orléans a Palermo l'ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione siciliana. L'ufficio, guidato ad interim da Salvatore Cocina, si occuperà nei prossimi 2 anni, fra le altre cose, anche della realizzazione dei nuovi termovalorizzatori. Arrivano nuovi finanziamenti per le imprese siciliane dall'IRFIS, una dotazione complessiva di 1 milione di euro proveniente dal Fondo Sicilia sarà infatti destinata alle start-up della filiera del grano e della viticoltura. Passiamo adesso alla cronaca. 2 poliziotti fuori servizio a Catania hanno arrestato uno spacciatore nel quartiere San Giorgio. Incuriositi dal via vai sotto l'abitazione dell'uomo, uno dei 2 agenti si è finto un cliente simulando l'acquisto di una dose di cocaina. Alla consegna della droga sono scattate le manette. Chiudiamo con il meteo, ancora tempo instabile nella giornata di domani in Sicilia. Le correnti di aria umide porteranno in alcune zone della regione cieli nuvolosi con possibilità di pioggia, un cambio di scenario previsto da giovedì. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.